hanno dell'esistenza ma non ne conoscono esattamente i confini. Allora l'ufficio dei diritti della CGIL nasce 20 anni fa in CGIL a seguito di una riflessione non comune sui diritti e sulle discriminazioni a carico dei lavoratori e delle lavoratrici omosessuali e transessuali, e nasce su spinta e iniziativa di personaggi come Massimo D'Artona, che lavorò la prima traccia utile per la contrattualistica, di personaggi come Bertinotti, che all'epoca era responsabile delle questioni sociali CGIL, e di personaggi come Giulio Trentin, che era all'epoca il segretario. Con il passare degli anni l'ufficio nuovi diritti è diventato anche quello all'interno del quale si è sviluppato il dibattito sui temi più nuovi, come per esempio la censura sulla rete, la privacy, gli interrogativi posti dal progresso scientifico, fino ad arrivare a quello che è diventato un inaudito campo di battaglia, che è stata la questione della fecondazione assistita e il tema della signoria sul corpo. Io vorrei iniziare questa mia esposizione con il ricorso a due parole che sono fondamentali nel nostro agire, danno anche probabilmente l'indicazione del perché oggi partito, sindacato e associazioni siamo qui. Le due parole sono sinergia e condivisione. Noi riteniamo infatti che soltanto dalla collaborazione tra chi conduce queste battaglie nelle istituzioni, chi le conduce come noi nel mondo del lavoro e chi le conduce come l'associazionismo nella società civile, possa nascere un movimento che faccia progredire il nostro paese verso limiti che ad altri paesi sono già noti. Se infatti ognuno di questi pezzi pensasse di essere autosufficiente, fosse contro il delirio di onnipotenza, probabilmente oltre ad ottenere dei risultati meno importanti da un punto di vista proprio misurabile, ci sarebbe anche uno spaesamento delle persone i cui interessi intendiamo tutelare, che probabilmente faticherebbe a capire il perché ognuno va per conto proprio. D'altra parte, se questa dell'autosufficienza fosse l'ottica di partenza, sarebbe anche abbastanza difficile capire perché un sindacato come la CGIL si occupi di queste tematiche fuori da un contesto strettamente lavoristico. La ragione sta esattamente in quello che dicevo prima, innanzitutto nella necessità di creare delle collaborazioni virtuose tra i vari pezzi che compongono la nostra società. La seconda ragione sta in quella che è la ragione fondante del sindacato confederale della CGIL, cioè la confederalità. Cioè la CGIL parte da repudio di comportamenti di tipo corporativistico e dall'altro questo porta ad avere una visione non settoriale del modello di società che si vuole perseguire. E siccome il modello di società non è fatto a compartimenti stagni, ma è chiaramente un puzzle in cui ogni tessera ha il suo preciso significato, non è possibile restringere l'attenzione all'ambito strettamente lavoristico, perché altrimenti si perderebbe di vista un disegno più complessivo e si correrebbe il rischio di dar luogo anche a dei progetti schizofrenici. Io credo quindi che il capitolo dei diritti delle persone fine diritti non possa essere visto come un capitolo a sé stante, ma deve essere visto come una parte preponderante del capitolo più ampio dei diritti delle persone e della laicità dello Stato. Ed è questo il motivo per cui come CGIL abbiamo sempre cercato di coinvolgere nelle nostre iniziative e nelle nostre manifestazioni su questi temi tutte le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dal loro genere, dalla loro identità di genere, perché riteniamo, e penso che su questo siamo tutti d'accordo, che debba accadere per i diritti delle persone LGBT la stessa cosa che accade nella tutela dei diritti degli immigrati e dei diritti delle donne. Cioè io credo che nessuno di noi pensi che la tutela dei diritti degli immigrati e delle donne sia un problema degli immigrati e delle donne, che alle manifestazioni per quei diritti devono partecipare solo gli immigrati o solo le donne. Questo è, credo, il motivo per cui questi diritti non sono un pezzo che interessa una parte della società, ma è qualcosa che è alla base dello stare insieme. E mi piace sottolineare questo punto, soprattutto in un periodo in cui c'è il rischio che una crisi economica che sta pesando fortemente
fortemente sulla vita quotidiana delle persone, possa ancora una volta dare l'alibi a qualcuno per dire che in questo momento ci sono questioni più importanti, più pregnanti, più urgenti da affrontare e costituisca questo un alibi per mettere ancora una volta da parte la tematica dei diritti. Perché ripeto, per mio, togliere anche solo un tassello significa dar luogo a un progetto poco chiaro. Ma torno subito al tema della collaborazione. Io credo che nel rapporto tra partiti, sindacati e società ci sia una spinta bidirezionale, cioè ci sono dei momenti in cui la società è più avanti rispetto alla classe politica che esprime, e sono quei momenti in cui la società deve fare, cioè svolgere una funzione di politica propositiva verso i propri rappresentanti. Ma ci sono anche dei momenti nei quali la politica deve ricordarsi e avere una funzione di stimolo nei confronti del proprio elettorato, anche a costo di una momentaria perdita di consenso, perché ci sono momenti in cui la politica deve essere capace anche di essere più avanti rispetto al proprio elettorato per portarlo per scommettere cose più faticose, ma sicuramente più ambiziose. Quindi io credo che questa sia esattamente la linea di demarcazione tra buona politica e demagogia. Mentre negli ultimi 30 anni non dobbiamo mi viene in mente una buona prassi inaugurata dai comuni di Porto Torres e di Sassari che hanno introdotto i registri delle unioni civili. Io mi auguro che a questo, dopo un anno di annunci non seguiti da fatti, arrivi anche l'amministrazione di Cagliari, e spero anche che alla istituzione del registro delle unioni civili faccia seguito l'istituzione del registro dei testamenti biologici, perché sono, secondo me, facciano da momentanea supplenza, anche solo simbolica, e da addiritista per politiche nazionali più alte e più laiche. Io capisco che all'interno dei partiti ci sia una timidezza su questi punti perché si ha paura di perdere il contatto con il proprio elettorato, ma penso anche in due cose. La prima è quella che dicevo, cioè ci sono dei momenti in cui i partiti devono essere più avanti del proprio elettorato, ma penso anche, e spero di non apparire saccente, un'altra cosa, cioè io credo che gli elettori di un partito, di qualunque partito, chiedano alla propria classe dirigente dei comportamenti e delle posizioni chiare e univoche, a costo di ritrovarsi in disaccordo con quelle posizioni. Ma il fatto è che il rischio è che posizioni cerchiobottiste, che vogliono tenere insieme tutto e il contrario di tutto, finiscono per scontentare sia i sostenitori del tutto che i sostenitori del contrario di tutto. Questo non significa che la politica debba rinunciare al suo ruolo di mediazione, ma la mediazione deve essere una mediazione alta che tenga ben presente i principi di laicità dello Stato, e questo deve riguardare sia i diritti delle persone omosessuali e transessuali, sia, per continuare a parlare di cose che riguardano il mio ufficio, il tema della procreazione assistita e il tema delle disposizioni di fine vita. Per quanto riguarda il tema di stasera, per noi il punto d'approdo è chiaramente uno, per noi come CGIL dei Nuovi Diritti, è uno ed è uno solo: la totale parità. Ma allo stesso tempo non siamo massimalisti e siamo comunque convinti che anche dei piccoli avanzamenti possano comunque rappresentare un progresso rispetto al pantano nel quale ci troviamo. Per esemplificare, io sono convinto che se nella scorsa legislatura fosse stato approvato anche un disegno di legge di portata molto limitata, come quello di Pollastrini sui DICO, oggi avremmo quantomeno un punto fermo dal quale sarebbe più difficile tornare indietro, mentre invece purtroppo in questi 5 anni la sensazione è che si sia arretrato. Così come siamo convinti che appunto anche quei gesti simbolici di cui parlavo prima, cioè l'istituzione dei registri delle unioni civili, possano essere buone prassi che facciano, come dire,
da apripista alla politica nazionale. D'altra parte, come CGIL siamo abituati ad esercitare questo tipo di ruolo perché da anni facciamo in modo di inserire in tutti i rinnovi contrattuali, siano nazionali o siano integrativi, una equiparazione dei diritti legati alle situazioni di coniugio dei lavoratori ai diritti delle persone che abbiano in corso un rapporto affettivo che non sia riconosciuto dall'ordinamento. Faccio un esempio per tutti che esemplifica le cose. Nell'azienda presso la quale lavoro abbiamo una cassa di assistenza integrativa nel quale l'assistenza viene riconosciuta sia al coniuge sia ai conviventi in famiglia di fatto anche omosessuali. Quindi c'è anche una via contrattuale. È un'azienda privata? È un'azienda Intesa San Paolo. Ma quello che oggi è da considerare assolutamente prioritario per la presenza qui di Paola Concia è l'approvazione urgente dell'aggravante di omofobia nel nostro ordinamento, perché è necessario affrontare con urgenza il tema cioè mandare con urgenza un segnale negativo alle frange più violente e retrive della nostra società. E la cosa che sarebbe auspicabile è che questo tipo di provvedimento conoscesse, ma capisco che è illusorio, una maggioranza bipartisan, perché è ora di finirla con l'anomalia italiana nella quale destra e sinistra si scontrano non sulle modalità di tenere insieme la società, ma si scontrano su quei diritti fondamentali e su quei principi fondamentali come la lotta al razzismo, la lotta al sessismo, di cui l'omofobia fa parte a pieno titolo, in cui negli altri paesi c'è una posizione assolutamente condivisa, perché non vogliamo parlare dell'Ungheria dei giorni nostri, ma non mi sembra l'esempio più fulgido. In Italia succede una cosa inaudita, cioè ci si scontra perfino sulla persecuzione delle forme violente. Per il resto il lavoro da fare è lungo. Io non farò l'elenco dei 10 paesi che ad oggi hanno approvato il matrimonio omosessuale né degli altri 20 che comunque riconoscono tutela alle unioni civili, ma sono 10 gli uni e 20 gli altri, salvo aggiornamenti di dimora che non conosco. Perfino la Spagna e il Portogallo, che sono usciti dalla dittatura 30 anni dopo di noi e che negli anni 80 con una certa sufficienza consideravamo probabilmente dei paesi culturalmente ed economicamente arretrati e in balia dei diktat della gerarchia cattolica più reazionaria, si sono dotati di strumenti di questo genere con un guizzo di dignità e di laicità che a noi è ancora sconosciuto. Quindi se oggi il problema fondamentale è quello della lotta all'omofobia, a cominciare dal problema del bullismo nelle scuole, è necessario dire a chiare lettere che per noi come CGIL continua ad essere omofobia anche la negazione da parte dello Stato dei diritti fondamentali, dei diritti all'unione familiare e dei diritti ereditari, dai diritti legati all'assistenza ospedaliera del partner o della partner, ai diritti legati ai rapporti di filiazione, dalla negazione della libera circolazione delle persone all'interno dello spazio europeo, alle conseguenze terribili che sui minori ha la morte di un genitore qualora questi minori vivano all'interno di una famiglia non riconosciuta dal nostro ordinamento. Perché non voglio soffermarmi troppo a lungo su questo tema, perché è possibile che le famiglie arcobaleno più tardi ne parlino, però è necessario avere per presente un esempio di scuola, che poi forse tanto di scuola non è, quella della sorte di un bambino o di una bambina che veda morire il proprio genitore biologico che convive con l'altro genitore dello stesso sesso. Questo bambino o questa bambina subirà in quel momento due perdite, perché perderà per fatto accidentale il genitore biologico e perderà il genitore non biologico, perché verrà affidato a parenti lontanissimi, sconosciuti e spesso ostili, visto la situazione sottostante, del genitore biologico. Fa una certa specie sentire i nostri politici che sono contrari al riconoscimento di queste unioni tirare fuori l'interesse dei minori e la tutela dei minori. In italiano si chiama sepolcri imbiancati, perché questo è. Se da un lato quindi confidiamo che la Corte di Giustizia europea si pronuncia al più presto sul mancato riconoscimento del matrimonio contratto all'estero
da un nostro connazionale in un paese che riconosca i minori omosessuali, ma credo che ne parlerà Anna Paola. Dall'altro è deprimente, ci rattrista l'idea che l'Italia possa arrivare a compiere scelte legislative di questo genere soltanto sull'onda di provvedimenti giurisdizionali, come se si trattasse di un paese a sovranità e a democrazia limitata, o come se si trattasse di uno dei tanti regimi teocratici ancora esistenti. Io credo che ci debba essere un guizzo di dignità e di laicità da parte dei nostri rappresentanti in Parlamento. Come CGIL, e vi avvio alla conclusione, scusate se l'ho fatta lunga, dobbiamo necessariamente segnalare anche un'altra problematica che riguarda le persone transessuali. Se le discriminazioni al momento infatti della ricerca di un posto di lavoro sono lampanti per le persone omosessuali, perché ancora una recente indagine commissionata dalla CGIL ci dice che il 13% di persone vengono discriminate in ragione del loro orientamento sessuale, il problema è ancora più grave per quanto riguarda le persone transessuali, la discriminazione arriva al 45%. Si tratta, come è ovvio, evidente, di persone che non possono far passare sotto silenzio la differenza esistente fra il loro apparire e il loro essere e quanto risulta dai documenti anagrafici. Questo è del tutto ovvio. In Spagna, e ancora una volta la Spagna, il cambio di genere sui documenti è oggi consentito già durante la fase della transizione e prima dell'intervento, in modo da adeguare l'aspetto delle persone con la propria situazione anagrafica. Anche l'approvazione di una norma di questo genere rappresenterebbe un segnale di civiltà e darebbe la sensazione che qualcosa possa cambiare anche da noi. Aggiungo che qualcosa però nella società si muove. Io adesso non vorrei apparire pop, neanche populista, non lo so, lo giuro, però ci sono effettivamente buoni film, buoni libri, buoni dischi, anche qualche volta buone fiction televisive che fanno muovere qualcosa nel paese molte volte più di quanto facciamo noi quando facciamo i convegni, ce lo diciamo, perché a livello di sentimento popolare queste cose hanno una maggiore penetrazione. È assolutamente necessario che si colgano anche climi sociali più favorevoli grazie a cose di questo genere. Concludo facendo coming out. Ho sempre votato il PD.